Buonasera e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. L'oncologo trapanese Filippo Zerilli è indagato nell'inchiesta sulla rete dei favoreggiatori del boss Matteo Messina Denaro. Avrebbe seguito l'esame del DNA necessario alle cure chemioterapiche a cui il padrino di Castelvetrano doveva sottoporsi. Il paziente si era presentato al medico con i documenti di Andrea Bonafede, il geometra che gli avrebbe prestato l'identità e che come Zerilli è finito ora sotto inchiesta. Agenti della squadra mobile di Siracusa hanno arrestato una donna di 52 anni. Nella sua abitazione la polizia ha trovato 1 chilo di cocaina in pezzi solidi, 1 chilo di marijuana e 800 grammi di hashish, oltre a materiale utilizzato per suddividere le sostanze in dosi, bilancini elettronici di precisione e una macchinetta per effettuare il confezionamento sottovuoto. Nuovi volti all'Assemblea regionale siciliana, dove oggi si sono insediati 2 parlamentari regionali. Dal momento che Anthony Barbagallo e Giovanni Luca Cannata hanno optato per il seggio alla Camera, al loro posto subentreranno Ersilia Saverino, prima dei non eletti nella lista PD del Collegio di Catania, e Carlo Auteri, primo dei non eletti nella lista Fratelli d'Italia nel Collegio di Siracusa. Stop alla parentesi di sole in Sicilia, le temperature decisamente elevate per la stagione invernale. Per la giornata di domani, 19 gennaio 2023, ritornano le piogge. Le province siciliane più calde risulteranno essere, secondo le previsioni meteo, Catania e Siracusa con massime di 16 gradi. Le più fredde si confermano Caltanissetta, Enna e Ragusa con minime rispettivamente di 2, 0 e 4 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10.